tragedia sul Sas Maor, 2 scalatori padovani precipitano travolti da una scarica di sassi, uno di loro faceva parte del soccorso alpino, il dolore dei colleghi. Alla vigilia di Pontida, Matteo Salvini raduna sindaci e governatori della Lega e sui migranti ai primi cittadini, dite no in caso di richieste d'accoglienza delle prefetture. Zaia ricorda la battaglia per l'autonomia. Autonomia anche nelle parole del neo ministro veneto Federico D'Inca, Longarone per il Festival delle Foreste che ha ricordato la tempesta Vaia. La riforma è un'opportunità ma stop alle contrapposizioni. La legge non pone il diritto alla vita o di morte dei figli nelle mani dei genitori. Le motivazioni della sentenza di condanna dei genitori di Eleonora Bottaro, morta di leucemia per non essere stata curata con la chemio. Nel Duomo di Bressanone la cerimonia di ordinazione di Monsignor Michele Tommasi che il 6 ottobre entrerà a Treviso come vescovo per guidare la diocesi. 3 scimpanzé fuggono di notte dal recinto nel Parco Natura Viva di Bussolengo. Stamane la direzione è costretta ad evacuare la struttura per cercare gli animali ritrovati poco dopo. Piero Angela, ospite a Padova del Festival del CICAP. Bisogna avere fiducia nella scienza, dice il grande divulgatore, e la scuola dovrebbe essere più severa. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei TG di Antenna 3. Apriamo con la cronaca perché c'è stata una tragedia sulle pale di San Martino. 2 alpinisti padovani hanno perso la vita nel tardo pomeriggio di ieri dopo essere precipitati in seguito ad una scarica di sassi sul Sas Maor. Entrambi erano molto esperti. Michele Chinello, 51 anni di Monselice, e Carlo Gomiero, 30 anni di Villafranca Padovana, hanno perso la vita sul Sas Maor, sulle pale di San Martino. Sono caduti per alcune centinaia di metri mentre procedevano in cordata sulla via Scalet-Biasin. Le cause della caduta fatale sono ancora da accertare. Il loro mancato rientro era stato segnalato verso le 20:30 di ieri dal gestore del rifugio Velo della Madonna, dove i 2 avrebbero dovuto trascorrere la notte. Il ritrovamento è avvenuto verso le 7 di oggi da parte dell'equipaggio dell'Edi Soccorso. Michele Chinello era componente del Soccorso Alpino di Padova e infermiere al SUEM. Michele era prima di tutto una persona squisita, sempre disponibile con tutti e un fortissimo alpinista. Era da una quindicina d'anni dentro la stazione del Soccorso Alpino di Padova, era tecnico di elisoccorso e per un po' di anni ha turnato nell'elisoccorso di Verona e si occupava di seguire tutta la formazione dei volontari del Soccorso Alpino di Padova, per cui per noi era assolutamente un riferimento sia per i nuovi che anche per coloro che da più anni erano dentro. Chinello era nel soccorso alpino da 15 anni, era sposato, non aveva figli. Carlo Gomiero, originario di Villafranca Padovana, era componente del direttivo del CAI di Padova e cuoco presso il rifugio Velo della Madonna. 2 persone di esperienza, quindi. Di sicuro quello che sappiamo è che sono caduti entrambi, ma le motivazioni sono sconosciute per il momento. Ed un escursionista polacco di 66 anni è rimasto ferito oggi dopo essere caduto per alcuni metri mentre affrontava la parte alta della ferrata Lipella sulla Tofana di Rozes. Recuperato con un verricello, è stato trasportato all'ospedale di Belluno. Ed un motociclista di 35 anni è morto in un incidente stradale avvenuto questa notte a Sant'Ambrogio di Valpolicella. Secondo una prima ricostruzione il Centauro, mentre imboccava una rotonda, ha perso il controllo della moto ed è caduto, restando ucciso sul colpo per la gravità dei traumi riportati. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri di Caprino Veronese. Ed ora la pagina politica. Alla vigilia di Pontida, Matteo Salvini raduna sindaci e governatori della Lega per serrare i ranghi nella nuova posizione del partito, ora all'opposizione, e sui migranti invita, dite no alle prefetture. Sentiamo. Cosa hanno detto? Che tu hai sbagliato a staccare la spina, ma dovevi togliere l'impianto elettrico e arrivare fino al palo della luce. Sono estremamente convinto che noi veneti comunque ci guadagniamo, perché era tutto paralizzato. Adesso, per carità, quelli nuovi non è che faranno grandi effetti speciali, però almeno abbiamo fatto chiarezza, perché rischiavamo di portare la croce per colpa di qualcun altro.
Bene hai fatto a chiudere l'esperienza di governo con i 5 Stelle, si rivolge direttamente a Salvini, il governatore del Veneto Zaia, dal palco dell'incontro della Lega L'Italia Vera batte l'Italia delle poltrone. A Milano 500 amministratori locali del Carroccio e 10 presidenti di regione convocati dal capitano per fare il punto alla vigilia di Pontida, un raduno che mai come quest'anno chiama all'appello il popolo del partito passato nel caldo agosto dal governo all'opposizione. Hai fatto bene, il coro unanime dei sindaci dal palco. Chi si lamenta e dice ma era il momento, non era il momento. Ragazzi, ce lo ricordiamo tutti che fino a qualche settimana fa tutti i cittadini ci chiedevano ma quando staccate la spina? Non ne potevamo più nemmeno noi. Salvini ribadisce ai suoi l'intento di mandare a casa quanto prima il Conte bis. Se pensavano di averci demotivati, arrabbiati, frustrati o depressi, hanno trovato il movimento sbagliato, i sindaci sbagliati, i governatori sbagliati. E poi, rivolgendosi direttamente ai primi cittadini, il segretario della Lega solleva nuovamente la questione migranti. Non occorre uno scienziato per intuire che nelle prossime settimane da ciascuno di voi arriverà la telefonata della prefettura dicendo torniamo all'antico, tu quanti te ne prendi nel tuo comune, da voi mi aspetto un rispettoso no. A scaldare ulteriormente la platea dei numerosi amministratori veneti ci pensa il governatore Zaia, affrontando l'argomento che più gli sta a cuore, l'autonomia, rivolgendosi al neo ministro per il sud provenzano. Lui mi deve spiegare, perché mi rompe le palle tutto il giorno con l'autonomia, e deve spiegare al mondo intero, e per primo ai miei veneti, perché alla Sicilia sì e al Veneto no. Io voglio sapere solo questo. L'autonomia al sud dà voce alla foresta che cresce, che oggi non ha voce, e finalmente sbatte al muro tutti quegli spreconi e quelli che si arricchiscono con i soldi dei cittadini. Questa è la verità. E autonomia anche nelle parole del neo ministro veneto Federico D'Inca a Longarone oggi per il Festival delle Foreste. Troppe contrapposizioni hanno creato divergenze inutili nel nostro Paese, mettendo in gioco appunto anche la possibilità di avere l'autonomia in tempi brevi. Adesso c'è tutta la volontà da parte di questo governo per arrivare al nodo cruciale per poter risolvere appunto quello che secondo noi è un'opportunità. Prima uscita ufficiale del ministro bellunese Federico D'Inca, che nella sua provincia taglia il nastro della fiera e Festival delle Foreste a Longarone. È partito il nuovo governo e la prospettiva di stabilità, dice D'Inca, da sempre difensore del tema autonomia. Io già adesso all'interno del Consiglio dei Ministri a margine ho avuto la possibilità di poterne parlare con Francesco Boccia, che tra l'altro eravamo in Commissione Bilancio insieme per 5 anni. Credo che Francesco abbia delle competenze anche a livello internazionale sotto il profilo appunto dell'economia, saprà quindi tradurre e mettere in pratica l'autonomia in maniera tale da poter unire Nord e Sud Italia, facendola nella maniera corretta, senza creare quelle contrapposizioni che alla fine fanno male al nostro Paese. Alla cerimonia d'apertura della fiera, che è occasione di riflessione e di confronto a poco meno di un anno dalla tempesta a Vaia, il personale ricordo del ministro D'Inca va all'Ivina al Longo del Col di Lana e a quanti lavorarono incessantemente in quei giorni drammatici. Il rapporto con la montagna, lo spopolamento e il cambiamento climatico sono stati al centro degli interventi dei rappresentanti istituzionali. Delusione per l'assenza del presidente della regione Zaia, che ha inviato una lettera di saluto, e del presidente della provincia e sindaco di Longarone Padrin, che ha delegato ai convenevoli i suoi più stretti collaboratori. Con questa fiera noi vogliamo fare una riflessione affinché un dramma ambientale, perché di questo stiamo parlando, che è stato Vaia, possa essere rivolto verso il positivo e quindi guardare all'ambiente in maniera amichevole, nel rispetto delle future generazioni. In fiera anche uno spazio dedicato proprio ai giovani. A loro si è rivolto il ministro D'Inca, che ha svelato un aneddoto legato alla sua nomina. Ho chiesto a mia figlia di che cosa le sarebbe piaciuto che il papà si occupasse da ministro. Mi ha risposto dei bambini piccoli. Ecco, ha chiosato D'Inca, pensiamo alle future generazioni, facciamo squadra e usiamo un linguaggio mite. Su Autostrade andiamo avanti con la volontà di revocare le concessioni ai Benetton, ad un'azienda che non ha mantenuto il ponte Morandi e addirittura ha nascosto le carenze manutentive. Mi fa piacere che pure il PD
questa parola non sia più un tabù. Lo ha detto oggi Luigi Di Maio ad un'iniziativa di Rousseau. Ieri il titolo Atlantia, dopo le misure cautelari eseguite dalla Guardia di Finanza nell'ambito dell'inchiesta bis sui report ammorbiditi sulle condizioni dei viadotti gestiti dalla controllata Autostrade, ieri ha chiuso in borsa con un crollo dell'8%. In una nota di oggi l'holding dei Benetton, che detiene il 30,25% di Atlantia, scrive: alla luce dei recentissimi eventi, Edizione, come azionista di riferimento, prenderà senza esitazione nell'immediato tutte le iniziative doverose e necessarie anche a salvaguardia della credibilità, reputazione e buon nome dei suoi azionisti e delle aziende controllate e partecipate. Edizione nella nota esprime il suo sgomento e il suo turbamento per quanto emerso nelle ultime ore a seguito dell'attività giudiziaria in relazione alle diverse indagini in corso dopo la tragedia del crollo del ponte Morandi. Sgravi fiscali alle imprese con buste paga più sostenute per i lavoratori, ristoro ai risparmiatori truffati dalle banche, sblocco dei fondi per Venezia. Sono tra le istanze dal Veneto che porterà a Roma il neo sottosegretario all'economia, il veneziano Pierpaolo Baretta. Il veneziano Pierpaolo Baretta, 70 anni, per la terza volta sottosegretario all'economia, ci anticipa in 5 punti quali le istanze del Veneto di cui si farà portavoce a Roma, a cominciare dalle tanto attese agevolazioni fiscali per le aziende. Quando avevamo finanziato il 4.0 gli imprenditori avevano apprezzato questo provvedimento perché consentiva un rinnovamento dei macchinari e soprattutto da noi dobbiamo anche far sì che il cuneo fiscale che vogliamo ridurre abbia un effetto positivo sui redditi dei lavoratori. E ancora il sostegno a Venezia, città metropolitana, con lo sblocco dei 260 milioni stanziati per finanziare le opere e la città appunto. Ho visto che nei giorni scorsi il sindaco Brugnaro ha chiesto che vengano sbloccati, evidentemente erano rimasti fermi e quindi il primo impegno è sbloccare le risorse disponibili. Terzo punto, il risarcimento ai risparmiatori truffati dalle banche venete. Poi il governo precedente, ultimo, e questo bisogna dargli atto, ha implementato le risorse e adesso si tratta di far sì che i risparmiatori comincino a ricevere quei soldi, superare se ci sono dei vincoli burocratici e accelerare le pratiche. Al quarto punto ancora Venezia con il Mose e le nomine per la nuova società di gestione. Ne parlerò il più presto possibile con il Ministro delle Infrastrutture, con Paolo De Micheli. Bisogna dar vita anche a tutta la parte burocratica. Sappiamo che è in sospeso le nomine del provveditore. Secondo me bisogna superare la società, il commissariamento ed andare già a una società di gestione. Infine una promessa, via le grandi navi dal bacino San Marco. Penso che ripartire dal comitatone sia la strada più rapida per superare l'impasse che da troppo tempo si è rivelata essere un ostacolo alle soluzioni positive. E torniamo ora al caso di Eleonora Bottaro, la 17enne di Bagnoli di Sopra nel Padovano, morta di leucemia dopo il rifiuto da parte dei genitori di curarla con la chemioterapia. Depositate le motivazioni della sentenza di condanna dei genitori. Sentiamo. I genitori sono i custodi della vita dei figli che hanno l'obbligo di proteggere. È quanto scrivono i giudici del Tribunale di Padova nella sentenza che motiva la condanna a 2 anni ciascuno, emessa nello scorso giugno, a carico di Lino Bottaro e Rita Benini, i genitori di Eleonora, la 17enne di Bagnoli di Sopra, che ammalata di leucemia non venne curata con le chemioterapie proprio per scelta dei 2 coniugi. La ragazza morì nel 2016 e venne sottoposta a cure con il cosiddetto metodo Hammer. Invece, scrivono i giudici, il padre e la madre avrebbero avuto il preciso dovere di attivarsi per garantire alla figlia il diritto primario, quello di vivere, mentre, proseguono, hanno fatto tutto quanto era in loro potere per sottrarre Eleonora alle cure che la potevano guarire, sia negando il consenso che giuridicamente spettava loro esprimere, sia lasciando Eleonora in una falsa convinzione di guarigione. Sottrarre la figlia, prosegue la sentenza, all'unica cura che la scienza medica conosce e che fortunatamente ha anche una elevata possibilità di successo, non è una scelta che risponda a prudenza e perizia.
Abbiamo avuto paura di morire, così i testimoni della perdita di gas che ieri pomeriggio ha mandato nel caos la statale Valsugana. Hanno ancora impresso nella mente quei tragici momenti vissuti quando all'improvviso nel distributore di benzina in Valsugana una fuga di gas ha fatto temere alla strage, momenti che ritornano come un passato non tanto lontano, i vigili del fuoco che arrivano sul posto, l'area completamente isolata, un elicottero dall'alto che sorvola la zona, una tranquilla giornata di lavoro che si trasforma in un campo da guerra che non avevano mai visto e vissuto. Abbiamo visto la morte con gli occhi, esclama qualcuno tra i denti. La paura era di una scocca, di una scintilla, che quella provocava veramente una catastrofe, ma è andata bene, è stata gestita bene sia dal nostro apparato, dai nostri dipendenti e operai che hanno gestito la cosa, poi sono stati informati come farla e l'hanno fatta bene. La statale che viene immediatamente chiusa al traffico con immaginabili ripercussioni su tutta la viabilità, ferrovia bloccata e carabinieri che tengono a distanza i curiosi. Ma è la professionalità degli uomini del Vigili del Fuoco e gli operatori del nucleo biologico, chimico e radiologico a evitare una catastrofe che oggi stiamo fortunatamente a raccontare. Era un gas che stava scaricando del gas, non si capisce il fatto cosa sia successo, se troppa pressione nello scarico o cosa, adesso c'è un giro in corso. Fortunatamente però è tutto... Fortunatamente è tutto andato bene, e ripeto, merito dei pompieri e tutte le equipe del paese e del nostro sindaco che ha avuto anche lui l'avvertenza di chiudere la provinciale, un ringraziamento anche a lui sicuramente. Oggi a Bressanone Monsignor Michele Tomasi è stato ordinato nuovo vescovo di Treviso, una cerimonia molto sentita alla quale ha partecipato anche un folto gruppo di religiosi e fedeli dalla Marca. Il 6 ottobre prossimo il nuovo vescovo arriverà a Treviso. Vediamo il servizio con le immagini di Alto Adige TV. Ricevi il pastorale, segno del tuo ministero di pastore. Abbi cura di tutto il gregge nel quale lo Spirito Santo ti ha posto come vescovo a reggere la Chiesa di Dio. Un applauso lungo e scrosciante per festeggiare Monsignor Michele Tomasi, ordinato nuovo vescovo di Treviso nel Duomo di Bressanone, città dalla quale proviene e dove, dopo aver frequentato il seminario, è divenuto rettore. 17 vescovi, 230 sacerdoti, molti fedeli a partecipare alla fastosa cerimonia concelebrata dal vescovo di Bolzano Bressanone Ivo Muser, l'arcivescovo di Trento Lauro Tisi ed il vescovo emerito di Treviso Gianfranco Agostino Gardin, del quale il prossimo 6 ottobre Tomasi prenderà il posto. Ai numerosi presbiteri, diaconi e fedeli giunti da Treviso si è rivolto direttamente il nuovo vescovo nel suo primo discorso dopo l'ordinazione. Verrò presto, portando tutto me stesso, desideroso di conoscervi e di farmi conoscere, di incontrare la vostra esperienza di fede e di vita cristiana, portandovi con semplicità la mia, così che diventeranno presto e concretamente la nostra esperienza, per camminare insieme e insieme essere Chiesa di Cristo, fedele al Vangelo. A Treviso il vescovo porterà la reliquia del beato Josef Mayer Nusser, vittima del nazismo, reliquia donatagli dal vescovo di Bressanone affinché la porti nella Marca come esempio di una persona retta che seppe dire no. E ciò, ha sottolineato il presule, è particolarmente importante in un'epoca come la nostra, talvolta contraddistinta da superficialità e populismi. Gratis date è il motto scelto dal vescovo Tomasi, motto ispirato al verso del Vangelo nel quale Gesù esorta gli apostoli a darsi da fare per i fratelli più bisognosi. Una cerimonia solenne e partecipata nella quale c'è stato anche spazio per un fuori programma con una corale risata quando il neovescovo ha consegnato al consacratore, come da tradizione, un piccolo dono. Non avrei mai pensato di arrivare a un momento simile, ma davvero credo che il Signore voglia che i nostri cuori siano lieti nella festa e nell'amicizia. Non sarà lo spirito divino, ma Ed ora ci fermiamo per la pubblicità. A tra poco.
Eccoci di nuovo in studio con il TG di Treviso. Domani l'apertura della caccia, guardie zoofile dell'ENPA schierate per contrastare illeciti e bracconaggio grazie anche a fototrappole e droni. Le zone dove abbiamo segnalazioni che se pratica il bracconaggio noi saremo sul posto. Occhi elettronici contro il bracconaggio, quelli di 3 fototrappole e quelli di un drone. Alla vigilia dell'apertura della caccia, il consigliere regionale del Partito Democratico Andrea Zanoni ha donato alle guardie zoofile dell'ENPA nuovi strumenti per contrastare gli illeciti dei cacciatori e il bracconaggio. Ben 248 nella stagione venatoria 2017 le denunce penali in Veneto. Io credo sia molto importante per questi volontari che hanno un'altissima professionalità, sono molto bravi e molto impegnati nel territorio, dotarli anche dell'attuale tecnologia utile a individuare bracconieri e chi va a caccia e viola le leggi. Tutto quello che viene registrato nel momento in cui noi abbiamo una segnalazione penale sarà utilizzato a processo e quindi per noi è importantissimo perché noi potremo stare tranquillamente in macchina seduti a controllare sui video cosa succede. Adesso ne abbiamo abbastanza per poter controllare una parte importante del territorio. La fascia pedemontana, quella in cui nidificano uccelli migratori e specie protette, quella maggiormente monitorata. Anche nel Trevigiano, dove le guardie ENPA operano da 2 anni. Stiamo lavorando per di più su gatti impallinati ad esempio o feriti da balestre, stiamo operando su quello e adesso ci stiamo attivando appunto grazie alle fototrappole anche per bracconaggio e volatili. C'è poi la violenza, anche questa crescente, contro animali domestici presi di mira da cacciatori, come dimostrano i pallini ben visibili dalle radiografie, o da individui semplicemente sadici. Gatti impallinati, cani sparati, quindi veramente il numero è altissimo perché chiaramente la gente che va a caccia non vuole essere disturbata e quindi molti di loro non la vanno per il sottile, loro sparano e quindi eliminano il problema. Nel Veronese ora, perché ha creato disagi anche alla viabilità, la fuga di 3 scimpanzé che la scorsa notte sono riusciti a fuggire dal recinto all'interno del Parco Natura Viva di Bussolengo. Gli addetti alla ristorazione stamattina alle 7 si sono accorti che mancavano 3 animali dall'area dei primati. La direzione ha quindi deciso di evacuare il parco applicando le misure di sicurezza, mentre con il supporto dei veterinari sono scattate le ricerche delle 3 scimmie che poi sono state trovate ancora all'interno della struttura, anche se fuori dall'area a loro destinata. A causa di questo incidente il Parco Natura Viva è rimasto chiuso fino a metà mattina. Secondo quanto si è appreso, la fuga dei 3 animali sarebbe stata provocata da un errore umano. A quasi 90 anni Piero Angela stupisce per la lucidità e la competenza. Oggi a Padova ha presenziato ai 30 anni del CICAP, il Comitato per il controllo delle affermazioni sulle pseudoscienze che egli stesso contribuì a fondare. Lo abbiamo avvicinato. Il divulgatore per eccellenza, il giornalista Rai fin da prima dell'arrivo della televisione in Italia, Piero Angela è l'insegnante preferito di moltissimi italiani fin dal 1971, con la prima trasmissione TV di informazione scientifica Destinazione Uomo, poi dal 1981 con il formidabile successo di Quark e di Super Quark, con la scienza in prima serata TV. A quasi 91 anni Angela si tiene sempre ben saldo all'attualità. Sui vaccini, per esempio, dice si è detto quasi tutto, cosa potrei aggiungere? Bisogna vedere nel complesso quello che è meglio fare per tutelare la salute dei bambini. Lì c'è anche un fatto emotivo per cui si colpevolizzano delle madri, dice ma come? Metti tuo figlio con tutte queste sostanze chimiche tutte insieme, ma allora o avete fiducia nella scienza medica oppure no. Io ho fiducia, i miei figli sono grandi, non devono essere più vaccinati, ma senz'altro li farei vaccinare, mi sentirei molto colpevole se non lo facessi. Ecco il suo parere sulla scuola di oggi. La scuola italiana ha l'asticella troppo bassa. Vi faccio un esempio. In Inghilterra, se lei va in un'università e fa degli esami, fa un esame, se è bocciato l'esame lo può rifare d'estate. Se va male anche d'estate gli dicono arrivederci, grazie, lei non è adatto a questi studi. Non si va fuori corso.
Allora, qui l'università la usa così come un parcheggio, ha abbastanza severità. La scuola è diventata qualcosa di troppo, non dico superficiale, ma anche il rapporto dei genitori con i professori. Una volta il professore era un'autorità, io quando andavo a scuola temevo il professore. Quello mi diceva, oggi è Dan del Tour. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'attenzione, vi lascio come sempre al nostro meteo, arrivederci. Benvenuti al meteo. Un robusto campo di alta pressione continua a rinforzarsi sull'Italia. Sono le condizioni per trascorrere una domenica di metà settembre dai connotati estivi, con stabilità atmosferica e sole prevalente. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto condizioni di tempo soleggiato con cielo sereno o al massimo velato. Non sono attese piogge particolarmente degne di nota. Clima mite ma gradevole, con temperature minime tra i 13 e i 19 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 26 e i 29 gradi. Bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia, non cambia di molto la situazione, anche qui sarà soleggiato su tutti i settori. Temperature minime tra 16 e 19 gradi, massime tra 26 e 29 gradi. Situazione identica sul Trentino Alto Adige, non sono attese piogge, la domenica trascorrerà come vediamo all'insegna del sole. Temperature minime sui 17 gradi, massime tra 27 e 28 gradi circa. Bene, dal meteo è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3.